che non trova lavoro. Che non trova lavoro, dai ragazzi. Lavoro è una cosa di dignità. È fondamentale. Andiamo avanti con fiducia e determinazione. Stiamo facendo delle pratiche per aprire questo agriturismo che vogliamo fare, no? C'è una burocrazia che è infinita. La burocrazia della Regione Veneto ci costa 6 miliardi l'anno. Anche le più belle donne possono avere un difetto. Ecco, di sicuro. E mi lo godi sicuro. In Veneto sono già 5.000 le aziende che stanno utilizzando le nuove norme, grazie alle quali noi abbiamo creato nei primi 3 mesi del trimestre 2015 più di 37.000 posti di lavoro nuovi. Vedo te la vincitrice, il leone tuo sarà. C'è un Veneto che ha un dinamismo, si sente sempre oppresso da questa burocrazia anche regionale che ci costa 6 miliardi di euro l'anno. Cioè noi, per quanto riguarda l'urbanistica, stiamo producendo metri cubi di carta per nulla. Sei un bravo sindaco, Noi paghiamo l'immobilismo, l'inattività di un governo regionale incapace di affrontare le emergenze. Questa roba qua ha stufato. Come regione dobbiamo intanto investire meglio di più condividendo le politiche con chi potrebbe beneficiare, no, dell'azione positiva di un investimento. Il turista vuole percorsi enogastronomici, percorsi ciclopedonali, strutture ricettive innovative. Io le assicuro che la maggioranza di quei fondi lì io li destinerò proprio al sociale. Ecco, io credo che da questo punto di vista il cambiamento significherà migliorare le condizioni di vita, soprattutto dei più fragili. Questo noi faremo. Sentitevi tutti partecipi della svolta, perché ognuno di noi deve dare un piccolo ma significativo contributo. Va bene, ha bisogno di una collaboratrice? Sì, sempre. Vado a Grumolo. E la Regione Veneto ha preso dallo Stato 19 milioni di euro per costruire strutture per l'accoglienza, si è intascata i soldi e non ha fatto una struttura per l'accoglienza. Si devono vergognare.